Avevano picchiato almeno 10 persone appartenenti alla comunità omosessuale in via Polonia e nella zona industriale di Padova, due giovani marocchini di 23 e 19 anni, residenti a Fossò e Vigonovo, hanno patteggiato una condanna, il primo a 5 anni di carcere e oltre 5.000 euro di multa, il secondo a 4 anni di carcere e 2.600 euro di multa. La richiesta è stata accolta dal GUP di Padova che ha pronunciato la sentenza. I due capi della banda, con un terzo, un romeno 19enne arrestato un mese fa di rientro dalla Spagna, avevano messo a segno ripetuti e brutali pestaggi ai danni di coppie che si erano appartate, tutto questo nell'estate del 2024. Della banda facevano parte anche 6 ragazzi minorenni. Un piano folle quello che avrebbero voluto mettere in atto, costato alle vittime gravi sofferenze. I carabinieri che hanno condotto le indagini hanno ricostruito 10 aggressioni. Il primo brutale pestaggio, avvenuto con una mazza da baseball, era costato alla vittima 40 giorni di prognosi.